Rieccoci, seconda parte della puntata di questa settimana del Sindaco Risponde. Ospite nei nostri studi il sindaco di Padova Sergio Giordani. Nella prima parte abbiamo parlato di tram, di cantieri che iniziano, di cantieri altri pronti ad entrare nel vivo. Adesso cambiamo invece completamente argomento. Vi avevamo anticipato prima della pubblicità che vi avremmo mostrato delle immagini veramente sconcertanti girate nel tardo pomeriggio di sabato proprio a Padova. Ve le mostriamo. Vi diamo la possibilità di vederle, di sentirle e dopodiché ne discutiamo in studio con il sindaco Giordani. Vediamo. Quindi, ora, non piangere, non ti ho toccato, Cil, non ti ho toccato il pizzo. Guarda. Guarda. Oh, tu cucù, cosa fai tu cucù? Ragazzi, vieni qua. Guarda. Quindi perché? Allora, ragazzi, no, dai, lascia che parli. Allora, a me ti spiace, non la più. Te lo giuro. Lo so, ma non mi fia un cazzo di Mi fai facere lo schizzo a me, però è grave, Ok, guarda che è grave, stai facendo lo schizzo, È tanto grave. Cosa posso fare per rimediare? Mettiti in ginocchio, chiedi scusa. In ginocchio, dai. Scusami allora. In ginocchio bene? No, in ginocchio bene. Come si taglia? In ginocchio bene. Dai. Dai, lasciami un attimo. Vai a casa ora. Sento una parola. Ma fra, ma guarda 5 ore per vedere un bottone con la foto. Allora, abbiamo ovviamente oscurato i volti perché si tratta di tutte ragazze e ragazzi minorenni, insomma un regolamento di conti, atti di bullismo nei confronti di una ragazzina da parte di alcune coetanee. Il fatto è successo nella zona del Duomo, come dicevamo sabato pomeriggio, e il sindaco è la manifestazione di un disagio giovanile sempre più evidente, perché sarebbe anche facile dire queste cose sono sempre successe, ed è vero. È anche vero che però ci troviamo in un periodo storico in cui questi problemi stanno venendo a galla in maniera drammatica. Io avevo letto la notizia, però non avevo visto il video. Allucinante. È allucinante veramente, primo perché ho nipoti più o meno di quell'età, ho figli grandi, per cui mi metto anche nei panni dei genitori della ragazzina umiliata, degli altri ragazzi, poi questo mi sembrava tutte ragazze. Sì, c'erano forse anche un paio di ragazzi. È però. veramente in continuazione, gli ultimi 6 mesi, penso con il questore, continuazione col prefetto, tutte le forze dell'ordine, parliamo di questo problema di disagio giovanile. È inutile che ci nascondiamo il problema c'è, limitatissimo rispetto ad altre città, vi garantisco, proprio sparato con le forze dell'ordine è quasi inesistente, però c'è, basta un caso solo, un caso di questo tipo è importante. C'è la massima attenzione da parte della questura, da parte dei carabinieri, da parte della polizia di Stato, da parte della finanza, da parte della polizia locale, per evitare questi problemi. Non si rendono conto i ragazzi. Uno già che riprende il video e lo mette in rete vuol dire che c'è qualche problema. Il problema però nasce veramente, ma senza scaricare la responsabilità, nasce dalle famiglie. È veramente, penso che il mestiere più difficile sia fare i genitori, perché è facilissimo consentire qualsiasi cosa e dopo dare colpa alle scuole, alle istituzioni, alle forze dell'ordine, al comune e via dicendo. Però le famiglie, i genitori devono impegnarsi in questo senso. Io veramente sarei preoccupato per i padri, e madri di quelle ragazzine che stanno facendo questa cosa. Quei ragazzini non so il motivo, probabilmente sarà anche banale, o non lo so, una che chiede scusa perché sa cosa ha fatto, ma sarà probabilmente anche una stupidaggine, è inammissibile. Resta il fatto che prendere una ragazzina, farla inginocchiare, darle uno schiaffo è veramente inconcepibile. Inconcepibile. Mi vengono i brividi perché ho nipoti di quegli anni, per cui veramente
Non voglio neanche pensarci. Come diceva il sindaco, tutto parte dalle famiglie, è importante, poi forse, non lo so, magari anche un po' il riflesso di questa nuova società che cambia, di genitori sempre più impegnati. Non sono seconde generazioni, non sono, Certo. sono italiani, da quello che si vede qua, per cui non è che voglio difendere le seconde generazioni straniere, però ricordiamoci, spesso e volentieri dico, sono le seconde generazioni di nostri immigrati, qua sono ragazzini italiani. Sì, sembra assolutamente di nazionalità italiana. Le famiglie devono stare attente, devono educare, devono essere responsabili, devono parlare con i ragazzi. Ripeto, fare il genitore penso sia il mestiere più difficile al mondo, ma veramente. Per cui è fondamentale che le istituzioni collaborino. Infatti, cosa potete fare voi per aiutare, per supportare le famiglie, partendo magari dalle scuole, non lo so? Prima collaboriamo per quanto riguarda il questore. Il questore identifica le persone e dopo parla con i genitori, li chiama a casa. Il ruolo più importante, non sto scaricando responsabilità, il ruolo più importante è del questore, perché è tenuto lui all'ordine. Noi collaboriamo al massimo con la polizia locale, con l'assessore Bonavia, collaboriamo al 100%, perché è un problema in cui il questore è preoccupato da qualche mese, perché sta aumentando. Più che sta aumentando, lui vede le altre città in cui sta aumentando questo disagio giovanile. Noi cerchiamo di fare il massimo, collaborando con la scuola, collaborando con i servizi sociali, cercando di dare formazione, cercando di spiegare. Purtroppo sono mancate tante cose rispetto a quando ero ragazzo. I patronati, ad esempio, erano un luogo di socialità in cui si viveva nel patronato. Io mi ricordo Chiesa Nuova, vivo là, andavi a scuola, stavi in patronato, giocavi a calcio, a biliardino, calcetto, figurine su. Per cui è cambiato il mondo, adesso sono tutti con l'iPad, tutti con i giochini, è cambiato il mondo. Mandarsi messaggi anche offensivi di bullismo tra l'uno e l'altro, io faccio fatica a capire queste cose, però in qualsiasi cosa vanno fermati, parlati con i genitori, far sì che la famiglia intervenga, i servizi sociali dei comuni intervengono, e stiamo collaborando in tutti i sensi, bisogna arrestare questo sistema. Tra l'altro il fatto, sindaco, è successo in una zona molto delicata della città, quella del Duomo, dove anche in passato c'erano stati episodi un po' di degrado, di criminalità, e sì che siamo proprio in centro storico, quindi come mai succede nella zona del Duomo? Come mai il Duomo è un luogo in cui si sono verificate diverse volte questi fatti? Quella volta, parlo di 2 stati fa, aveva fatto controlli, identificava tutti i ragazzi che arrivavano spesso volentieri da fuori Padova perché volevano arrivare in piazza Duomo perché è un centro di raccolta di ragazzi, per cui identificava tutti i ragazzi che entravano, spesso volentieri venivano da fuori Padova, ma non sto dicendo che fuori Padova assolutamente. Ma però è ovvio che il comune capoluogo attira persone anche da fuori. Identificava i ragazzi, parlava con le famiglie, cercando e vedeva che persone erano, se per caso portavano droghe, pensare anche alla logica, i ragazzi vengono qua a Padova, comprano droga e portano nel paese. Purtroppo il mondo sta cambiando in maniera non positiva, bisogna fare di tutto perché i ragazzi sappiano, le famiglie sappiano, che portano a conoscenza. Io penso, ripeto, che è difficile fare questo mestiere, padre e madre. Io l'ho fatto tanti anni fa, era già difficile allora, ma adesso è ancora più difficile. E collaborare con le istituzioni, tra le istituzioni, è fondamentale per evitare questo disagio. Purtroppo queste piccole cose che si chiamano telefonino ha cambiato il mondo, ha cambiato veramente il mondo, in meglio sotto certi aspetti, in peggio sotto quanti gossip, cattiverie. Io non leggo mai i social, per cui non voglio essere turbato o messo in maniera tale da essere in confronto di chi scrive, magari può avere un atteggiamento diverso. Io mi tengo fuori, ragiono con la mia testa, leggo il meno possibile, mi dicono cosa devo leggere, leggo libri, ma la stampa sto attento a leggere poco. Però la televisione la guarda, i telegiornali li guarda. I telegiornali li guardo. Senta, noi, ricollegandomi a quello che diceva lei poco fa, abbiamo fatto la scorsa settimana un servizio molto particolare in telegiornale, prendendo spunto da una notizia che era successa da Vicenza. In pieno centro, a un certo punto un anziano si è sentito male, ha avuto un malore e i passanti l'hanno soccorso e gli hanno salvato la vita. È
È una notizia che insomma dovrebbe essere normalissima, però in un periodo storico in cui quando succede qualcosa di brutto le persone fanno i video e li postano in rete, anche un gesto così semplice ma così fondamentale nei confronti di un concittadino ha fatto notizia. Che società è una società in cui fa notizia una cosa del genere? Non deve fare notizie, io ho visto più volte piccoli incidenti, la gente parla in Padova, si ferma assolutamente, anch'io un paio di volte, assolutamente, la gente in questo caso magari riprende col telefonino, ma si ferma, dà una mano, cioè, assolutamente. Ci sono molti casi in questo periodo di ragazzi che passano senza stare attenti sulle strisce pedonali, vengono investiti ma non guardando. Chiaramente bisogna mettere attenzione sia a chi va in macchina sia ai ragazzi, perché è facile fare in piccoli incidenti di questo genere e magari possono avere effetti anche gravi, però non ho mai visto persone che hanno un malore su qualcosa non vengono assistiti dai passanti, assolutamente. Però spesso invece Anzi, in altre spesso situazioni... quando c'è l'ambulanza che arriva, io vedo tutte le macchine che si spostano per farla passare, parlo in civile. Però magari, non mi sto riferendo a Padova, però abbiamo visto più volte spesso in altre situazioni magari casi di violenza, di maltrattamenti, di regolamenti di conti, le persone riprendono e non intervengono, quindi è una deriva brutta quella che stiamo prendendo da questo punto di vista. Pessima, bisogna aiutare le persone in tutti i sensi, che bisogna, che fasi, i poverenti, ce ne sono tante per cui vanno aiutati. Ha chiesto prima, vuoi essere aiutato e dopo aiuti. Ma veramente bisogna pensarci. Abbiamo una città che sta invecchiando, lo sappiamo tutti, attraversano lentamente sulle strisce, ci vuole pazienza, tranquilli, non cambia niente un minuto, 2 minuti, bisogna avere pazienza e rispetto degli altri, in qualsiasi caso, mamme, quelli carrozzini, anziani, anche giovani, tutti quanti. Se usiamo rispetto e poi la necessità rispettosa, veramente faccio fatica a pensare, al di là di episodi che ho visto adesso, veramente mi fanno male, cioè Padova sta a posto, ma chiedete la forza all'ordine, dice guardate che vivete in un'isola felice, non vi rendete, dice le forze dell'ordine mi dicono Padova è un'isola felice, c'è lo spazio, c'è questo che bullizza, però ragazzi vivete un altro mondo felice, però questo non vuol dire che accettiamo queste cose, assolutamente no. Sulla zona del Duomo, tra l'altro sindaco negli anni scorsi avete investito perché avete messo telecamere, avete illuminato, ecco, anche l'idea di illuminare una zona della città per renderla più sicura, lo state facendo con le luci a LED in diverse zone di Padova. Va illuminata e utilizzata, che è una cosa importantissima, illuminata e utilizzata. Abbiamo illuminato Santa Giustina, che tra l'altro è bellissima, ogni volta che passavo da Santa Giustina buia non mi piaceva, ci ha messo un po' di tempo, un anno ci abbiamo messo perché è intervenuto il Covid, non si trovava più i fari adatti, siamo fatti autorizzare ovviamente dalla soprintendenza, perché è un progetto importante, però illuminare la città con moderazione, perché bisogna stare attenti anche ai consumi, però la città va illuminata, adesso tra poco parleranno i luminari di Natale, in cui eccola qui. Ah, che bella, è una roba grande, è veramente bella. È una delle parti Padova più belle che sia, Prato e la Valle, cioè abbiamo dei posti Padova che ogni tanto mi fermo e dico ma com'è possibile che abbiamo queste cose qua? Sono molto orgoglioso. Però sindaco, guardi che avete anche un compito importante che è quello di mantenerla bella la città e non è facile. Devo dire che sono presuntuoso in questi casi, la stiamo mantenendo benino, non stiamo peggiorando, anzi non dico stiamo migliorando perché se no sarei presuntuoso, però stiamo facendo tante cose, stiamo tenendo pulita. Mi fermano anche i turisti, ogni tanto sono i turisti che passano e la guida dice questo è il sindaco, si ferma, metto a parlare, dire che città pulita che avete, che bella città, non pensavo che Padova fosse bella, motivo di orgoglio, no, è merito mio, è merito di tutti padovani, non il mio, perché la tengono pulita, la tengono ordinata e abbiamo un passato storico eccezionale di cui io sono molto orgoglioso. Ci prendiamo un'altra brevissima pausa, torniamo subito dopo la pubblicità, cambieremo argomento, parleremo di manutenzione delle scuole. Rimanete con noi, a tra poco.